Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio della partecipazione, di essere qui. Come magari alcuni non sanno, io sono la coordinatrice della provincia di Venezia di Democrazia Sovrana e Popolare, insieme a Francesco Reale, che eccolo là, è là, abbiamo pensato appunto di presentare il libro di Pino Cabras contro il sionismo reale. Il libro offre un'analisi critica di come il sionismo influenzi la politica internazionale contemporanea e, come tutti sappiamo, il sionismo come movimento politico e ideologico ha portato alla creazione dello Stato di Israele, ma ha anche plasmato il destino di intere regioni e influenzato gli equilibri globali. Tutto ciò finirà quando il sionismo, nato come risposta all'antisemitismo, non sarà più identificato come un movimento di liberazione nazionale tramite la colonizzazione delle terre altrui e il razzismo. Certamente non tutti i sionisti sono degli assassini, visti i massacri nella striscia di Gaza, però sta di fatto che Israele dovrà imparare, se vuole vivere in pace, a rispettare i palestinesi e i singoli stati confinanti. In questo senso è necessario muoversi a livello internazionale, perché senza questo principio nessuna pace imposta terrà a lungo. Lascio la parola a Pino Cabras, che ci spiegherà esattamente cosa intende per sionismo reale e di come si potrà eventualmente trovare una soluzione per una pace che tutti vogliamo, visto che siamo tutti esseri umani solo di passaggio su questo pianeta. Grazie. Buonasera e anch'io vi ringrazio di essere venuti qui in questa occasione di incontro, di partecipazione su un tema che è molto sentito. Non vorrei dire alla moda, perché quando ho scritto questo libro non era alla moda la questione, era un tema che la maggior parte dei media stava ignorando nella sua portata e nella sua gravità. Cosa intendo per sionismo reale? E ho fatto un procedimento nel creare questa definizione che nasce dall'osservazione di un fenomeno storico diverso, che però offre uno spunto interessante anche per questo argomento, cioè la definizione che molti di voi conoscono di socialismo reale. C'è stato un grande movimento socialista nel mondo con una sua storia, una sua complessità, una sua ricchezza, una sua promessa di liberazione a livello mondiale, e c'è stata anche la declinazione statuale che qualcuno ha definito come il socialismo reale, quello concreto, quello che è avvenuto in una dimensione storica determinata, che ha avuto delle sue caratteristiche. I vincitori della guerra fredda ovviamente ne parlano solo male, riscontrando tutte le questioni relative alla burocratizzazione di quella società, all'autoritarismo, eccetera, ma quel che conta in questo argomento è distinguere fra una vicenda storica concreta e l'insieme di un movimento. Anche per il sionismo possiamo fare una procedura di questo tipo. Il sionismo si presenta con una ottima, immagine da parte di un grande apparato di pubbliche relazioni che esiste ormai dal XIX secolo, quando è nato, e viene presentato come un rifugio per gli ebrei che hanno subito, e questo è un fatto storico ben accertato, grandi persecuzioni nel corso della storia. È una promessa di una casa nazionale e quindi di creare le condizioni per una coesistenza pacifica fra gli ebrei che ritrovano una loro casa ideale, la terra promessa, nei territori della Terra Santa descritti dalla Bibbia, e anche un luogo che si costruisce secondo i canoni di una democrazia occidentale, pluripartitica, con una stampa libera, quindi
nell'enfatizzazione corrente di questa buona stampa che gode il sionismo, è l'unica democrazia del Medio Oriente. Quante volte avete sentito questa espressione che si ripete come un mantra, cioè si deve fissare nelle nostre teste? E io analizzo il sionismo come un fenomeno storico determinato, quindi con molto realismo e in modo laico, e lo vedo per quel che è. Molte delle cose che promette idealmente nella sua realizzazione storica concreta sono un'altra cosa, ed è quello con cui tutto il mondo oggi si sta confrontando. In alcuni casi con sorpresa, e mi verrebbe da dire ben svegliate principesse, in altri casi con consapevolezza di un problema storico che finora non ha trovato una soluzione. In questo cosa vediamo? Vediamo una costruzione, un'avventura storica costruita in funzione di un popolo che è stato costruito intorno a questa ideologia, che toglie la casa a chi stava lì, cioè al popolo palestinese, e si autogiustifica l'ideologia dicendo: qua è casa nostra, c'è una continuità storica millenaria con quel terreno, quindi chiunque ebreo della diaspora, anche se nato in Kansas, anche se nato a Stoccolma o in altro luogo, è da considerare di casa lì, parte di una nazione che gli dà un diritto di cittadinanza e un diritto a stare in quel luogo. Sono tante nella storia le costruzioni ideologiche di questo tipo, non è un'eccezione il sionismo. Lo è nella misura in cui ha forzato la mano a creare questa cittadinanza che però non riconosce chi sta nel luogo. E il non riconoscimento dei palestinesi è costruito su questa idea. Sì, lì c'erano delle popolazioni arabe, ma erano sparute, erano pochi, era un deserto, noi ci abbiamo portato i giardini, abbiamo fatto fiorire questa terra, quindi non possono vantare dei diritti. Sappiamo che non è così, lo sappiamo per molti dei territori di quella terra. Quando è nato lo Stato di Israele nel 1948, lì doveva sorgere anche uno Stato a maggioranza araba, quindi quella parte di Palestina araba sarebbe dovuta essere uno Stato dove avrebbe trovato casa quella parte della popolazione. Ma questo è avvenuto all'interno di un conflitto molto aspro, in cui una parte enorme della popolazione palestinese è stata cacciata via dalle sue terre, e stiamo parlando di 700.000 persone. E questa catastrofe viene ricordata dai palestinesi con il termine Nakba. Ulteriori sviluppi, altre guerre, altre circostanze storiche hanno portato a una riduzione progressiva degli spazi lasciati alla popolazione palestinese. Nel frattempo si costruiva uno Stato, Israele, che aveva un suo sistema di relazioni internazionali, devo dire, molto efficiente, anche perché il grande protettore sono diventati gli Stati Uniti, i quali hanno garantito una costanza di finanziamenti, di aiuti economici che hanno rafforzato questo Stato, li hanno coperti diplomaticamente, gli hanno consentito tutte le avventure militari nel corso della loro storia, dandogli una copertura sulla maggior parte degli intenti della classe dirigente israeliana. Ci possono essere molte controversie su questo punto, anche perché Israele è uno Stato molto complesso. Direi anche dal punto di vista della democrazia interna al perimetro dei cittadini israeliani, anche più vivace e libero dell'Italia. Si può criticare Israele più facilmente in Israele che in Italia. Questo lo possiamo dire a ragion veduta vedendo anche i giornali israeliani. Un paese che ha 7 milioni circa di ebrei, 7 milioni e mezzo,
2,5 milioni di popolazione di lingua araba, divisi fra palestinesi in senso stretto, drusi, e insiste la propria realtà molto vicino a una popolazione di altri 5,5 milioni di palestinesi che vivono nei territori comunque soggetti alla potestà israeliana. Parlo sia dei territori occupati della Cisgiordania, sia di Gaza, che ha uno statuto diverso in questo contesto, ma è comunque soggetto a tutta la forza di Israele, i quali non hanno diritto a esercitare pienamente il loro insieme di diritti umani e il diritto ad avere uno Stato. Gli viene impedito. Sono soggetti a una continua forma di aggressione permanente, a un'erosione progressiva dei loro territori, a una differenza di status su tutte le questioni, dalla gestione dell'acqua, che è interamente nelle mani di Israele, alle strade. Le strade buone sono riservate ai coloni israeliani, ad esempio, e le altre, le mulattiere, sono riservate ai palestinesi, delle aree militari chiuse poste fra un villaggio e l'altro, che rendono anche il passaggio da un villaggio all'altro per lavoro un passaggio doganale estenuante, quotidiano, con continue molestie, e in più questa specie di Ku Klux Klan di Stato, che sono i coloni più razzisti e suprematisti, che hanno una protezione da parte dell'esercito israeliano e che fanno una sorta di lavoro sporco di furto progressivo del territorio. E quindi è una cosa che via via ha creato la mancanza di condizioni per fare un sistema di 2 popoli, 2 stati. In un sistema di questo tipo uno Stato palestinese non ha neanche più il sostrato territoriale per poter funzionare, se è così interamente soggetto all'arbitrio di una potenza dominante che ha il controllo. E questo rende quella soluzione, nel libro cerco di spiegarlo in dettaglio, un rifugio dialettico, retorico di buona parte della politica mondiale, che vuole dire abbiamo comunque una soluzione per la lunga questione palestinese, ma al lato pratico è una cosa praticamente irrealizzabile. E su questo la riflessione che ho fatto è che invece, che non è solo mia ovviamente, che lì sarebbe più sensato costruire le condizioni per uno Stato binazionale che garantisce i diritti di tutte le etnie lì presenti, garantito internazionalmente in termini di sicurezza e con una democrazia sostanziale. Questo ovviamente viene disegnato come uno scenario ultra utopico, però come cerco di spiegare non è all'orizzonte attuale neanche la soluzione 2 popoli, 2 stati, perché la questione israelo-palestinese non è un dilemma o così o cosà, è un trilemma, cioè ci sono 3 condizioni che possono essere presenti contemporaneamente solo in 2, la terza non può combinarsi con le altre 2, e ve lo spiego. È una cosa che è stata analizzata da 2 demografi israeliani, uno di origine italiana, si chiama Della Pergola, che hanno detto: la questione la possiamo vedere così. Ci sono 3 questioni. Uno è la dimensione di Israele. Che dimensioni deve avere? Fin dove si estende? L'altra è la democrazia, la democraticità del costrutto statale israeliano. E la terza è l'ebraicità. Puoi avere 2 di queste cose, ma non tutte e 3. Cioè Israele può essere piccolo e democratico e a quel punto però diciamo non può essere grande, non può occupare quei territori
Cioè non può essere ebraico, volevo dire. Non può essere ebraico in quei territori che devono essere riservati ai palestinesi. Può essere grande ed ebraico, che è la soluzione che vorrebbe anche Netanyahu. Recentemente non si era mai pronunciato così esplicitamente, lo fanno i suoi ministri, lo hanno fatto i suoi predecessori al governo, parla di grande Israele. Grande Israele può essere grande ed ebraico, ma non può essere democratico, perché o scacci la popolazione palestinese se non gli consenti di essere se stessa, cioè non ebraica in quel caso, oppure la stermini, cioè non può funzionare con tutte e tre le cose presenti. Può essere grande e democratico, ma allora non può essere ebraico, cioè uno Stato in cui non hai una connotazione di tipo razziale, perché questo è impostata con il segno inverso rispetto alle persecuzioni che ci sono state. Però se tu stabilisci che quello è il luogo di una etnia e gli altri sono esclusi, non è una democrazia. Non può funzionare se devi includere quei 5 milioni e mezzo di persone che stanno in quel territorio, che consideri parte di quello Stato. Quindi le soluzioni non è che siano semplici, è una questione estremamente complicata. Chi dice che ci sono vie facili mente o comunque sta rinviando il problema. E in questo senso quella che tu prima dicevi, quali sono le condizioni per una pace duratura, Esatto. Trump ha detto che quella di questi giorni sarà una everlasting peace, cioè una pace per sempre, una pace definitiva, che è una cosa che detta così suona anche un po' macabra, cioè, ma non può essere definitiva perché non ha risolto i problemi di fondo. Lì non è stata data una soggettività ai palestinesi e quindi si viene meno a tutto un percorso storico che era quello per l'autodeterminazione del popolo palestinese. L'autodeterminazione è un vecchio arnese in queste circostanze, si costituisce una sorta di protettorato gestito con criteri tra il pubblico, il militare e il privatistico. Una specie di compagnia delle Indie aggiornata in un certo senso, un luogo di sfruttamento, il resort, la British Petroleum che fa le sue prospezioni sul mare antistante Gaza. Però non è una soluzione che possa assicurare una effettiva pace, perché non c'è giustizia. Dà un respiro e per questo festeggiano le persone che per 2 anni sono state massacrate quotidianamente. Non crediate al numero di 67.000 morti, perché quello è un numero che è il numero ufficiale dato da Hamas dei morti in eventi meccanici registrati, cioè quelli che hanno visto, che hanno potuto in qualche modo seppellire, ma ce ne sono altri che sono sfuggiti. Soltanto tra ieri e oggi hanno trovato circa 200 cadaveri nuovi, ma se vanno a scavare ne troveranno molti di più. Più i morti per gli eventi legati all'inedia, alla fame, la sete, le malattie, le condizioni terribili in cui hanno vissuto queste persone in questi 2 anni. Senza contare tutto il pregresso, perché comunque Gaza era assediata da molti anni, passava soltanto una parte di risorse rispetto a quelle che sarebbero servite per una popolazione di 2.300.000 abitanti. Quindi c'è una condizione che è difficile definire pace. In più c'è la questione che ho cercato di raccontare nel libro, o meglio prima ancora del libro, perché il libro è composto da post, articoli, conferenze che ho fatto dopo il 7 ottobre del 2023, quindi è una sorta di diario, giorno per giorno c'erano sempre argomenti nuovi che raccontavo in diretta. E poi li ho raccolti in un libro e li ho sistematizzati e raccontati anche in un contesto storico. Ebbene, già da subito certe cose le potevamo vedere con la parola proibita, con la parola genocidio, perché nel momento in cui c'erano dirigenti dello Stato israeliano che dicevano che avevano a che fare con animali parlanti,
che non riconoscevano nessuna soggettività a quel popolo, che avrebbero fatto un assedio in cui non ci sarebbe stato spazio per acqua, cibo, niente di niente. Con ministri che dicevano se occorre mi occupo io personalmente di sparargli una pallottola in testa. Cioè c'era un intento di eliminazione di quella popolazione che veniva soggetta a delle deportazioni drastiche. Gli dicevano da oggi a domani voi che abitate nella striscia, nella parte nord, dovete autodeportarvi a sud, spontaneamente per carità, a suon di bombe, ed erano capaci di bombardare anche le colonne dei profughi e le tendopoli dove venivano accolti. Questo era già definibile come genocidio nell'autunno del 2023. La maggior parte dei media ha cercato di nascondere l'entità, la gravità di questo fatto. E il libro l'ho costruito molto per essere un manuale di autodifesa dalle bugie dei media, perché tutto quello che è accaduto si può ripetere, tutto quello che è accaduto non lo possiamo dimenticare. Ci sono ancora frange del giornalismo che stanno tentando di negare la gravità dei fatti, però i fatti sono stati dalla testa molto dura e molto visivamente registrabili. Perché la grande differenza rispetto a genocidi avvenuti in passato è che di quelli la gente ha saputo in qualche modo dopo. Di Auschwitz, certo si sapeva da parte delle persone più avvertite nell'Occidente che le idee terrificanti dei dirigenti nazisti avrebbero comportato una catastrofe per le popolazioni ebraiche di mezza Europa. Però non potevano neanche immaginare la portata fisica della distruzione, non sapevano di come erano organizzati i campi di sterminio. E questo l'abbiamo saputo dopo che l'Armata Rossa ha liberato Auschwitz e ha fatto le fotografie di quello che c'era lì, dopo che migliaia di sopravvissuti rispetto ai milioni di sommersi hanno potuto raccontare quello che avevano subito. Però tutto questo è avvenuto dopo. Lo abbiamo avuto per mediazione, non lo abbiamo visto. Lo abbiamo visto nei film che ci restituiscono una parte di quegli eventi e svolgono quella funzione che solo le immagini possono dare per dare un impatto diretto che aggira la corteccia cerebrale e non fa troppi ragionamenti, troppi discorsi come anche quello che sto facendo io. Un'immagine ti colpisce molto di più. Ma ecco, dei genocidi passati non avevamo questo. Di questo invece sapevamo tutto in diretta e questa è la grande novità storica. Ed è una novità di portata inedita, la dobbiamo cogliere nel suo significato profondo. Cioè è quasi qualcosa che ha trasformato l'Homo sapiens normale, che saremmo noi, nell'Homo videns, nell'uomo che vede, nella specie umana che ha delle consapevolezze visive molto forti. Grazie a questo strumento, un telefonino e una telecamera e una macchina fotografica, ed è qualcosa che anche le popolazioni più povere del mondo ormai hanno. E quindi milioni di palestinesi hanno potuto firmare la loro catastrofe e ci hanno restituito le immagini di quella distruzione. Le abbiamo potute vedere, se le volevamo vedere, se avevamo un accesso critico alle informazioni, se avevamo i canali Telegram o altre vie per vederli, ma potevamo vederli. Prima no, adesso non possiamo dire non lo sappiamo, perché è tutto documentato. Abbiamo visto tutti gli ospedali distrutti, abbiamo visto le persone morire, abbiamo documentato fino in fondo tutto questo. E una parte della documentazione ce l'hanno fornita direttamente anche quelli che non vogliono essere processati per un genocidio, cioè i dirigenti israeliani. Perché questa è la forma incredibile di insolenza, di mancanza del limite, di dismisura che hanno gli esponenti di questa classe dirigente. Loro stessi mostravano su X
dei filmati dei bombardamenti visti dall'alto, e vedevi dei palazzi distrutti dove non poteva che vivere popolazione non combattente, e dicevano: questi sono gli attacchi che stiamo facendo ad Hamas. Se uno guarda, e sicuramente le avete viste, le immagini di Gaza prima e dopo, vi rendete conto che è come se uno che volesse combattere la mafia decidesse di radere al suolo totalmente Palermo. Il concetto è lo stesso. Per combattere i terroristi hanno distrutto totalmente la condizione di vivibilità di un territorio, dicendo anche: andatevene via. E con pezzi significativi dell'establishment israeliano che ho documentato, come illustri professori universitari, che dicevano: la popolazione di Gaza, se non fosse così cocciuta, noi la potremmo portare nella penisola del Sinai, perché non vanno lì? Allestiamo i campi per un po' e poi possono ricostruire tutto. Secondo certe prospezioni minerarie c'è perfino l'acqua lì, in quella scatola di sabbia. Questo ha fatto Israele, cioè non si nascondevano in realtà, lo dicevano. Una delle cose che portano a considerare difficile la imputazione di genocidio è data dall'intento. Cioè, le guerre sono tutte degli eventi terrificanti. Se guardiamo cosa è stata la Seconda Guerra Mondiale, ma anche tanti altri eventi, muore tantissima gente. Ci sono stragi di massa, città bombardate, ma qual è la differenza rispetto al genocidio? È l'intento, e lì è stato dichiarato più volte. Nei fatti, quando ti dicono: dovete andare via, dovete essere eliminati da questo territorio, là c'è un punto di partenza. Non vi consideriamo alla nostra stessa stregua come persone. Qua ce lo insegna Primo Levi. Primo Levi dice una cosa molto importante che esprime in Se questo è un uomo. Tutti quanti noi abbiamo una sorta di infezione latente, che è il considerare il diverso, lo straniero, come qualcosa che non ha gli stessi diritti nostri, anche se vive nel nostro stesso territorio. La determinazione di una categoria di persone come straniero, come non cittadino, è una cosa che ci viene quasi spontanea in molti casi, perché abbiamo paura delle diversità. È un fatto negativo, esiste da sempre, forse connaturato alla natura umana. Quando è che sorge il problema? Quando questo aspetto diventa la premessa principale dell'azione dello Stato. Quando diventa la premessa del sillogismo, dice lui. A quel punto inneschi una specie di catena logica al termine della quale c'è il lager, perché hai armato lo Stato con questa visione dei problemi, in cui c'è un popolo che consideri inferiore, e allora tutto va di conseguenza, se organizzi la premessa dell'azione dello Stato in quel senso. Poi arrivi a industrializzare quella morte. È quello che abbiamo visto anche nella vicenda di Gaza. Ed è lo scandalo più grande, che è la cosa che fa gridare come aquile spennate quelli che sono complici di Netanyahu. Loro dicono: ma quando mai? Non è la stessa cosa, state facendo dei paragoni blasfemi. Noi siamo le vittime storiche dell'Olocausto, eccetera, eccetera. Quindi c'è un'identificazione degli israeliani con la sorte che è toccata agli ebrei. Però noi possiamo fare delle distinzioni e vedere che concretamente l'Israele di oggi ha usato quel tipo di premesse, quel metodo di punizione collettiva nei confronti di un gruppo umano, con l'intento di rendergli invivibile il suo territorio. Cioè non è che si siano limitati a lanciare delle bombe sulle case, poi hanno mandato i bulldozer a demolire, hanno pubblicizzato il rendering dei resort che volevano fare in quei luoghi. Quindi quando un'azione dello Stato si organizza in questi termini, al termine certo che fai poi i campi di concentramento, e per una certa fase tutta Gaza era un enorme campo di concentramento, fatto di campi di concentramento più piccoli.
con degli abusi inenarrabili che sono stati documentati da tutte le organizzazioni non governative del mondo, da tanti testimoni oculari, da tanti che hanno potuto esprimere l'orrore di questa vicenda. E questo è il risultato finale della premessa per cui un gruppo di suprematisti ha imposto questa legge in quel territorio. Questo ho cercato di documentare e questa è la ragione per cui alla fine mi spiego anche la reazione popolare che c'è stata. Allora, la settimana scorsa ci sono state in Italia delle grandissime manifestazioni, le avete viste tutti. C'è stato chi ci ha voluto mettere il proprio cappello, partiti politici, deputati, sindacati, ma in realtà non facciamoci distrarre da questo punto. Il baricentro di quelle manifestazioni non era in quelli che le volevano in qualche modo strumentalizzare, era in un popolo che non ne poteva più e che ha aderito anche a uno sciopero, in certi posti anche in massa. Gli si può imputare, ma non avete fatto manifestazioni su altre questioni importanti che vi riguardavano come lavoratori o sul Green Pass, su altre cose? Vero? Sì, è un tipo di critica che si può fare, però pensate perché hanno trovato facile invece mobilitarsi per questo, milioni di persone, sto parlando di milioni. A Roma sabato scorso non c'era una manifestazione così da decenni. Perché quella saturazione visiva che è stata prodotta da questo genocidio è arrivata, e anche i giornaloni che avevano fatto di tutto per negarla, anche Repubblica che scriveva delle fesserie che le facevano perdere anche decine di migliaia di copie al giorno, si è dovuta arrendere in parte alla realtà. Quindi è nata una coscienza popolare nuova sul fatto che lì si è oltrepassato un limite della storia. Io credo di aver avuto, da questo punto di vista, la fortuna di scrivere cose di cui non mi pentirò mai, di cui non dico posso andare orgoglioso, è un'altra questione. Però ho usato un metodo che mi è stato insegnato da Giulietto Chiesa, con il quale ho collaborato per anni, il quale diceva: guarda che il sistema dell'informazione è una grande fabbrica del sogno e della menzogna, la chiamava così, GFSM. Dicono semplicemente il falso, ti mentono per la gola, perché difendono determinati interessi, perché difendono certi poteri, e quindi sui principali racconti, soprattutto nella politica internazionale, ti mentono totalmente e sistematicamente. Quindi sono partito dal non credere a una sola parola di quello che raccontavano i grandi media italiani e di gran parte dell'Occidente. E qua è anche una sconfitta di cose di cui l'Occidente si era fatto vanto, la libertà di stampa, la capacità di introdurre una certa razionalità nel discorso politico, il pluralismo, eccetera. Abbiamo visto per un periodo un discorso unico, orientato in un certo modo, che ci mentiva sistematicamente. Non credendo a quello, ho cercato le informazioni dove c'erano, e c'erano. E lavorando su questo è nata una rappresentazione della verità che può durare, deve durare anzi, perché in rete le cose verranno cancellate o faranno di tutto per cancellarle, per renderle magari sommerse dal rumore di fondo di altre questioni, di notizie che non contano nulla. Però la vecchia galassia Gutenberg permette di far sopravvivere qualcosa di profondamente documentato. E questo, insomma, è stato lo sforzo che ho fatto. Io ho avuto il piacere di conoscere a Mestre la comunità islamica, e infatti la prima cosa che ho chiesto è stato appunto la strumentalizzazione di questa manifestazione, e loro mi hanno proprio detto: guarda, sì, ok, noi lo sappiamo
che c'è stato un gruppo di politici che l'hanno strumentalizzata, però è servita ad aprire le coscienze. Quindi mi hanno detto: guarda che comunque devi focalizzarti su questa cosa, perché comunque ha mosso le persone, la coscienza, e questo insomma mi hanno detto. Quindi non focalizzarti sul, come dicevi te, solo sul fatto che ci sia stata questa manipolazione da parte politica, eccetera, perché comunque veramente sì, quando i popoli alla fine si mobilitano per le questioni giuste, insomma, soprattutto davanti a una cosa del genere che sì. Cioè, è veramente incredibile, insomma, non si può sopportare. No, ma è vero, a volte è sottovalutata la potenza della mobilitazione collettiva, che invece, se è costante, se usa tutti gli strumenti consentiti dall'arsenale della ragione, può cambiare le cose. Io penso, Julian Assange sembrava una situazione disperata, impossibile, una mobilitazione internazionale vera che ha mobilitato tantissime coscienze, tanti intellettuali, tanta gente di buona volontà, che ha remato veramente contro correnti fortissime, è riuscita a creare le condizioni per salvarlo. O il Sudafrica, che viveva nell'apartheid. Mandela si era già fatto 26 anni di carcere, o 27, non ricordo. Sembrava impossibile cambiare quelle cose, ma c'era una pressione internazionale che ha creato le condizioni per rendere non più conveniente avere quel sistema dell'apartheid alla classe dirigente bianca del Sudafrica, e hanno ceduto. E la condizione è cambiata. Certo, non è che dopo è venuto il paese di Bengodi, però non c'era più l'apartheid, che era una condizione di minorazione dei diritti di una parte significativa della popolazione. E faccio l'esempio anche dei grandi movimenti pacifisti che ci sono stati nel mondo da quando esiste la bomba atomica, che ha cambiato un po' l'equazione della sopravvivenza umana. Un pericolo supremo che spinge le grandi potenze a confrontarsi, a temere di distruggersi reciprocamente, quindi di distruggere anche se stesse, ma che le porta comunque a fare grandi programmi di riarmo, e ci sono stati grandi programmi di riarmo negli ultimi 80 anni. Però c'è stato un freno da parte delle popolazioni. I grandi movimenti pacifisti degli anni 50, anche lì c'erano strumentalizzazioni, partiti politici che indubbiamente, però c'era una partecipazione popolare autentica, e i governanti dovevano tenere conto di quello per non tirare troppo la corda delle loro avventure per il riarmo. Così è successo anche negli anni '80. C'è stata una stagione di escalation delle potenzialità di distruzione con gli euromissili, gli SS-20 da parte sovietica. C'è stato un periodo in cui moltissimi europei hanno visto avvicinarsi le possibilità di una catastrofe nucleare. La mezzanotte nucleare, come si suol dire, parlando come di quell'orologio che alcuni fisici hanno usato simbolicamente per dire siamo a pochi minuti dalla mezzanotte e le lancette si stanno avvicinando sempre di più. Ecco, negli anni '80 si erano avvicinate parecchio, però ci fu un grande movimento popolare che non si fece scippare per sempre i propri diritti. Oggi siamo in una nuova fase in cui corre il riarmo da parte degli intenti delle classi dirigenti europee, e un riarmo di questo tipo significa, ma ce lo dicono loro stessi, lo dice Rutte e altri personaggi onomatopeici, dicono: non pensiate di poter avere lo stesso livello delle pensioni di prima, o l'istruzione, sì, è importante, ma ci sono altre priorità, adesso dobbiamo difenderci dai russi. E c'è una corsa drammatica al riarmo della Germania, che è una cosa che nella storia umana ha portato abbastanza sfiga quando si è verificata. Anche i tedeschi, devo dire, quindi dovrebbero avere una certa considerazione. Però anche noi dovremmo essere preoccupati, e invece è tutto normale, si sta spingendo in questa direzione. Non c'è ancora una reazione popolare su questo lo dobbiamo dire, purtroppo. Cioè, tutti i sondaggi ci dicono che la maggior parte delle persone sono contrarissime alla guerra,
chi più chi meno nei vari paesi europei, in Italia una stragrande maggioranza, ma non diventa ancora azione politica, perché non c'è stato un elemento catalizzante grave che abbia fatto percepire il pericolo. Nel caso di Gaza è una questione che è diventata a un certo punto comprensibile. Era comprensibile per chi faceva diventare quasi un lavoro scaltabellare certe notizie alle 2 di notte per cercare di capire quello che stava succedendo, guardare delle TV arabe e cose di questo tipo, ma la maggior parte della popolazione ancora non si era reso conto. Si è arrivati al punto in cui la massa critica si è formata e milioni di persone hanno detto no, questa è una cosa inaccettabile, è foriera di qualcosa di veramente brutto che annuncia un tempo inaccettabile. Però è ancora una cosa settoriale. Io credo che dobbiamo aumentare il livello di attenzione proprio per il rischio di guerra generalizzato. E i popoli, da quel punto di vista, potrebbero essere un freno. Nel momento in cui capiamo che non è compatibile la ricchezza di alcune conglomerate, di BlackRock attraverso le sue controllate in giro per il mondo, e le nostre condizioni di vita. Cioè c'è proprio o una cosa, o burro o cannoni, e ce lo stanno già dicendo in qualche modo per abituarci gradualmente, però non ci siamo resi conto che stanno facendo sul serio. Non c'è ancora questa attenzione. Di coscienza, insomma. Sì. Però, come dici, cioè, i popoli fanno la differenza, perché alla fine è il popolo che si muove e può fare la differenza. Questo può farla. Esatto. E infatti le manifestazioni che sono state fatte per la Palestina hanno prodotto comunque qualcosa. Quindi cosa significa? Che se il popolo si muove può fare molto e può fare la differenza. Sicuramente, e infatti questa è la principale preoccupazione di molti che stanno cercando di usare delle contromisure cognitive su questo rischio di presa di coscienza generale delle persone. Ne parlo molto nel libro raccontando la Hasbara, cioè questo sistema di propaganda molto capillare guidata dallo Stato di Israele, ma ci sono notizie nuove anche rispetto al libro di questi giorni. Israele sta investendo centinaia di milioni nella propaganda, centinaia di milioni. È come comprarsi un bombardiere, sanno che è parte stessa della guerra. Lo dicono loro, cioè dicono abbiamo 8 fronti di guerra aperti, 7 paesi diversi e l'8º fronte è internet, visto come un luogo in cui devono presidiare un territorio e imporre una narrazione. Il capo della censura di Google, la chiamo così, ha un altro nome ma è sostanzialmente questa la funzione, è uno che lavorava nella intelligence israeliana. Google ha ricevuto 45 milioni di dollari dallo Stato israeliano per arrangiare gli algoritmi in modo da far emergere certe informazioni, oppure per bombardare, uso questo termine in questo caso figurato, i video prodotti, che ne so, anche da me o da altri, con delle pubblicità che li interrompano, che esprimano il punto di vista dello Stato israeliano. E stanno stipendiando legioni di influencer che devono produrre un certo tot di contenuti al mese da aiutare poi viralmente sui servizi, che devono contrastare la narrazione dominante. Quindi è un investimento che stanno facendo per il futuro. Quando avete sentito gente che negava che ci fosse la fame a Gaza, o quando avete sentito gente che diceva va tutto bene, sono solo esagerazioni di Hamas, poi questa cosa del nemico Hamas che diventa la Spectre che decide tutto, che addirittura finanzia la Sumud Flotilla, erano tutte narrazioni che partivano da questa centrale militare e di intelligence israeliana. E non è che spendano poco, cioè li pagano anche molto bene. Ci sono degli influencer, ma li hanno messe anche nero su bianco queste cose. Cioè per ogni contenuto gli danno una barca di soldi. E non si sono limitati a questo. Già controllavano molte televisioni e giornali. Nel libro racconto ad esempio del manuale
che è trapelato del New York Times, per cui i giornalisti non dovevano mai usare la parola massacro se parlavano delle azioni di Israele, non dovevano nemmeno usare la parola palestinesi, sempre arabi, così gli toglievi la connessione territoriale. Dovevi usare altri accorgimenti, tipo, secondo le dichiarazioni del Ministero della Sanità, controllato da Hamas, cioè tutti criteri che servivano a depotenziare una certa narrazione e favorirne un'altra, con corrispondenti da Israele che erano ex portavoce dell'esercito israeliano. Questo è il New York Times. CNN uguale. E questi sono quelli che sappiamo. E ora il patron di Oracle, che è praticamente la cassaforte tecnologica di altre piattaforme di internet, probabilmente la figura più ricca del mondo, se la gioca con Musk in questo momento, ha acquistato la CBS, che è uno dei grandissimi network televisivi statunitensi. Tramite suo figlio ha acquistato TikTok negli Stati Uniti, la filiale di TikTok negli Stati Uniti. C'è stata tutta una trattativa di Trump anche su questa questione, per influenzarli con contenuti filo-israeliani. Il signor Ellison, la persona di cui sto parlando, è uno che dà ogni anno cifre, centinaia di milioni all'esercito israeliano. Quindi c'è un giro di denaro che in qualche modo poi ritorna da quelle parti. Quindi hanno timore della coscienza popolare, hanno molto timore e perciò cercheranno di contrastare in tutti i modi, anche con leggi nuove. Sapete di questi giorni la notizia che Maurizio Gasparri, questo grande statista, che il capogruppo di Forza Italia, ha presentato un disegno di legge al Senato che prevede di equiparare l'antisionismo all'antisemitismo. Cioè, uno scrive un libro di questo tipo che spiega in 1000 modi che l'antisemitismo è una cosa riprovevole, ripugnante in tutti i modi, noi stiamo facendo un altro tipo di ragionamento, rischia di essere equiparato a questa nuova visione. E addio articolo 21 della Costituzione. Il signor Gasparri, il senatore Gasparri, è uno che nel 2007 era nel comitato scientifico, lui scientifico, di un'azienda fondata da militari israeliani che si occupava di cybersicurezza in Italia, la Telit Communication, che esiste ancora come azienda. Nel 2024 era presidente di una società che si chiama Cyber Realm, che si occupa più o meno delle stesse cose, di sicurezza nelle telecomunicazioni, e che collaborava anche con la RAI e con altri enti, senza che la cosa fosse trapelata. È uscita una inchiesta di Report e poi del Fatto Quotidiano che ha tirato fuori questa cosa e lui si è dimesso da presidente di questa società. Però questo personaggio che ci vuole impedire come definire le cose, come studiare i fenomeni storici, come parlare di politica, è uno che ha questo tipo di legami con Israele. Quanti ce ne sono di questo tipo? Questa è una domanda che mi pongo anche rispetto alla sudditanza vergognosa dell'Italia, del governo italiano. Veramente suddito. L'Italia non ha mai avuto in passato questo tipo di posizioni. Andreotti aveva inventato il concetto di equivicinanza, che era una cosa acrobatica a suo modo, però cercava di essere vicino alla forza, alle esigenze di Israele, al suo diritto di esistere e alle esigenze della popolazione palestinese, che aveva diritto a uno Stato. Ecco, questo tipo di visione della questione israelo-palestinese, che era presente in tutta la Prima Repubblica, Andreotti, Craxi, Moro, Berlinguer, è stata via via emarginata dal discorso pubblico italiano. E oggi il governo è in totale sudditanza, non ha una sua politica, ma questo non ce l'ha in nessuna materia rilevante che abbia implicazioni internazionali. L'Italia non ha una politica estera ed è un dramma. L'Italia della Prima Repubblica era
un paese che faceva parte della NATO, era inserito nella Comunità Economica Europea, aveva vincoli esterni che facevano di questo paese un paese a sovranità limitata, si diceva, però un po' di sovranità c'era ancora, si prendeva delle libertà nei rapporti col mondo arabo, negli affari col mondo arabo, negli affari con l'Unione Sovietica, e questo garantiva una situazione che gli permetteva quella sua industrializzazione che è stato un motore per l'ascensore sociale di moltissimi italiani. Questa Repubblica invece ha interrotto quell'ascensore, non si sale più, sta favorendo una deindustrializzazione. Siamo a 32 mesi consecutivi di caduta della produzione industriale. Non si era mai vista una cosa del genere. 32 mesi consecutivi. In Germania è ancora peggio. E questi, asserviti totalmente alle esigenze degli Stati Uniti, ovviamente non hanno neanche un pigolio da dire sulla questione palestinese. E questo si deve sostituire la gente. Scusa, ma comunque l'Italia, col discorso del contratto che Eni ha firmato con Netanyahu per l'estrazione sulla costa di fronte alla costa di Gaza, questo è un problema. È logico che l'Italia dice, cioè sta un po', c'ha i propri interessi economici, e quindi... Sì, ma quanti ne perde? Perché quando c'era lui, cioè non Mussolini ovviamente, quando c'era Mattei, l'Italia innovò i propri rapporti con i paesi produttori di petrolio e di gas, stabilendo delle condizioni più eque nelle royalties. Mentre prima la proporzione era che la maggior parte se la pappava la multinazionale delle 7 sorelle americane e britanniche, Mattei inverte la cosa, dice il 75% delle royalty rimane a voi. E lì noi ci stiamo mettendo tecnologia, lavoro, impegno, relazioni, eccetera, eccetera, prendiamo il 25%. Era un rapporto equo e in questo modo si è assicurato una grande sicurezza energetica. La Libia, l'Algeria, perfino l'Egitto. C'erano contratti con l'Iran, con l'Unione Sovietica per il gas, sono stati i precursori. Erano cose che garantivano la sicurezza energetica dell'Italia. Oggi nelle mani di chi ci mettiamo? Esatto, nelle mani di chi ci mettiamo? Negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti. E paghiamo quante volte in più il gas? No, esattamente, perché poi gli Stati Uniti non è che ci rifilano soltanto il loro gas, che è particolarmente climalterante nella produzione, perché produrre il gas con le loro tecnologie è veramente distruttivo per l'ambiente, ma non è che ci stiano vendendo questo, ci stanno vendendo gas russo. Questo è il paradosso. Loro che ci dicono non dovete acquistare gas, lo vendono loro, ci mettono la maggiorazione e noi diciamo di essere più indipendenti dalla Russia. È come uno tossicodipendente all'eroina che dice non voglio essere più tossicodipendente dell'eroina, passo alla cocaina, però in quantità maggiori. È questo che sta avvenendo. E questa cosa rischia addirittura di passare sulla questione del petrolio, perché Trump sta dicendo voi siete pieni di contraddizioni, cari europei, volete a tutti i costi questa guerra con la Russia e però continuate ad acquistare il suo petrolio, non va bene, glielo vuole vendere lui, il petrolio russo. Scusami, questo è veramente il quadro allucinante della politica estera ed economica italiana. Ma scusa, ma giustamente Trump farà gli interessi del suo popolo, no? Non farà mica gli interessi degli altri popoli, non è mica che sono tonti come tutti, come i governanti nostri, i nostri amministratori italiani, cioè scusami, permetti, cioè hanno un debito enorme e quindi in qualche maniera cercheranno pure di sollevarsi, cioè non ci sono riusciti bene o male con il discorso dei vaccini, hanno bloccato la Cina, con il discorso di Wuhan, eccetera, in qualche maniera dovranno monetizzare per salvarci il sedere, scusami un attimo. No, loro hanno affrontato una crisi imperiale, io l'ho paragonata per certi versi
a una certa fase della crisi dell'Unione Sovietica e a un certo punto hanno detto dobbiamo ristrutturare tutto, dobbiamo ristrutturare il nostro ruolo nel mondo. Avvertono l'emergere di potenze che sono diventate molto importanti per una parte del mondo, la Cina, l'India, i paesi che in qualche modo si sono collegati a loro con questa alleanza economica dei BRICS, quindi anche il Brasile, la Russia per la sua parte strategica e di materie prime ineludibile. E quindi c'è un mondo che si sta autonomizzando anche dal dollaro, quindi noi stiamo perdendo ruolo internazionale. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ristrutturare la fortezza Nord America. Questo è un po' il progetto di Trump. Quindi ha fatto tutti quegli strani discorsi sul Canada, 51esimo Stato, la Groenlandia, che è nella piattaforma continentale americana, Panama, adesso sta puntando verso il Venezuela per prendersi il petrolio, cioè sta riorganizzando un sistema nel quale il ruolo degli europei è quello di essere vassalli, non c'è altro ruolo, non è previsto niente di diverso. In un momento in cui sta emergendo la potenza dei BRICS e qua c'è anche la questione comunque palestinese e israeliana soprattutto, cioè Netanyahu. Anche qua non è che io sto facendo complottismo, sto raccontando cose che Netanyahu stesso ha illustrato all'ONU. Vi ricordate cosa ha fatto il 23 settembre del 2024? Adesso è una domanda molto precisa. È andato all'ONU, Netanyahu, ha esordito con quella platea dicendo siete una manica di terrapiattisti e di antisemiti, giusto per farsi volere bene, tanto non c'era nessuno in sala perché molti se ne erano andati, però in favore di telecamera esibisce 2 cartelli. Questa è una cosa molto scenica. Se io faccio una cosa e vi mostro un grafico, una cosa, sembra che io stia dicendo delle cose più vere che raccontarvele e basta. Quindi ci ha fatto il disegnino, ha rappresentato 2 cartine diverse. In una c'è scritto The Blessing, cioè la benedizione, nell'altra The Curse, che vuol dire la maledizione. The Curse è una cartina che mostra i paesi che lui ritiene meritevoli di essere distrutti sostanzialmente, dipinti di nero. Mostra il Libano, l'Iraq, la Siria che pochi mesi dopo ha subito quello che ha subito, l'Iran, lo Yemen, e dice questi sono la maledizione, ci portano al disastro sociale, alle guerre, eccetera, eccetera. Noi siamo la benedizione, e mostra l'altra cartina in cui, disegnati in verde speranza, ci sono l'Egitto, l'Arabia Saudita, la Giordania e più lontana l'India. Che ci fa l'India in questa cartina? Che discorso stava facendo? Lui diceva questa è la benedizione perché questi paesi possono collaborare, noi li risistemiamo perché distruggiamo la maledizione e creiamo un commercio diretto senza più interruzioni fra l'India e questo mondo in cui Israele è il palo della giostra, è il centro di tutto. Stava facendo un discorso di risistemazione del mondo che vede l'emergere dei BRICS e vede gli Stati Uniti in crisi, il dollaro in crisi. Se risistemo il mondo come vi sto dicendo, Netanyahu, cosa ci vuole dire? Vuole risistemare un'area in cui il petrolio diventa tutto sotto l'egida di un unico controllore e quindi si continua a usare il dollaro per il petrolio, cosa che ultimamente sta avvenendo meno spesso perché stanno emergendo paesi che si stanno in parte de-dollarizzando. E stacco l'India, che è il più anglofono dai BRICS, e la rimetto in questo ordine internazionale in cui Israele è il centro. Quindi una cosa allettante per gli Stati Uniti. Questo era il discorso e questo spiega molte delle cose che sono successe dopo.
un discorso che ha fatto nel settembre del 2024, Sì, ho visto, subito dopo, non aveva neanche finito il discorso, stavano già esplodendo i cercapersone di Hezbollah in Libano, e poi ha decapitato, come abbiamo visto, la dirigenza di Hezbollah. Stanno continuando tra l'altro i bombardamenti in Libano, cioè la pace everlasting di Trump oggi ha bombardato il Libano, Israele. Non è che sia finita questa guerra, è una sistemazione che vuole di tutta quell'area, secondo questo schema, cosa che piace a un certo mondo dello Stato profondo occidentale, su cui Trump viene a patti, anche se questi molto spesso sono stati suoi nemici. Viene a patti con questo mondo, e più l'Arabia Saudita che viene riportata all'ovile perché stava per entrare nei BRICS. Certo. E si ricostruisce questa catena. Con centro economico appunto di Israele. Israele, certo. Israele che punta a risistemare tutta l'area. Sì. Dopo che questo è un lavoro di lunga lena, cioè le cose non è che spuntano come funghi in una notte. Perché hanno attaccato l'Iraq? Per le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, ma non scherziamo. Hanno distrutto un paese che aveva un produttore petrolifero, tra l'altro, che aveva velleità di autonomia. Era uno degli esponenti del nazionalismo arabo. Perché hanno distrutto la Siria? Perché c'era un tiranno, Assad è stato sempre distinto in questi modi. Ci mettono quel puzzone di Al-Jolani, che era un tagliagole di Al-Qaeda e poi dell'ISIS, che ha fatto un corso di formazione in una qualche prigione americana e che adesso si mette un vestito elegante, portato malissimo perché si vede che è come se camminasse sulle uova, però si presenta come uno statista, e abbiamo il nostro, com'è che diceva, forse lo diceva Johnson, sì, quando gli avevano fatto notare che c'era un dittatore centroamericano che era un figlio di puttana, lui ha detto sì, è un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana. Ecco. E la regola non è che sia cambiata per gli Stati Uniti di oggi nel modo di concepire i loro rapporti, certo, con i loro complici, con tutti i soggetti che stanno agendo. Infatti ci mettono qualche figlio di buona donna, ecco, sono sì, più buona, in qualsiasi posto, così io faccio quello che voglio. Questa è la realtà. Destabilizzo, come hanno cercato di fare in Georgia, non ci sono riusciti, fortunatamente. Però continuano. Certo, ma lo stanno facendo in Moldavia, sì, come lo stanno facendo in tantissime, adesso anche dove c'è la signorina che vogliono destabilizzare lì in Argentina, mi sembra, in Venezuela. Cioè, scusami. Beh sì, allora. Cioè, stanno cercando in tutte le maniere di mettere dei bamboccini, di bambocci, diciamo, apposta lì per gestire le questioni. Sì. Sì, questo è uno degli aspetti, infatti, curiosi della vicenda di Trump, che all'inizio si era presentato così: noi smantelleremo USAID. Cos'è USAID? È un'agenzia che dà aiuti in giro per il mondo, aiuti economici, progetti di sviluppo rurale, cose di questo tipo, ma allo stesso tempo, come dicevano i greci, i latini, timeo Danaos e dona ferentes, e devo temere i greci che portano i doni, cioè questi doni sono portati attraverso dei gruppi che dipendono interamente da questa macchina economica gigantesca. Hanno delle classi dirigenti, interi partiti, interi sindacati, tutto l'associazionismo di molti paesi che dipendono in tutto, nei loro stipendi, nella loro formazione, da USAID, da questa agenzia statunitense. Cioè non avrebbero in Georgia tutti quelli che si stanno opponendo al governo, che sono in grado di organizzare manifestazioni che durano mesi in piazza, gente in piazza per mesi, hanno il loro stipendio da queste agenzie esterne, e hanno cercato di porre un limite dicendo nelle vostre attività non potete prendere più del 25% delle vostre risorse dall'estero, e apriti cielo, l'Europa ha detto siete dei
dei tiranni, siete contro la democrazia. Però viceversa in Europa, se anche uno fa un cenno positivo ai rapporti con la Russia, senza prendere un rublo, viene subito disegnato come qualcuno che ha il soldo dello straniero. Questo è il doppio standard che viviamo nel nostro mondo. E quindi sì, USAID la voleva smantellare Trump, perché i democratici in giro per il mondo avevano organizzato tantissime rivoluzioni colorate per insegnare agli stati come dovevano governarsi. E uno di questi casi è esattamente il Venezuela. Là ci sono due blocchi sociali, uno collegato al mondo BRICS, l'altro collegato al mondo degli Stati Uniti, e non dialogano fra loro, non hanno un punto di caduta, sono come se fossero due stati diversi all'interno dello stesso mondo. Non si trova una composizione, lì è una miccia accesa, sono sempre sull'orlo della guerra civile. E quella parte legata agli americani è stipendiata letteralmente dagli Stati Uniti. Cioè questa premio Nobel per la pace è una che ha vissuto sempre come una persona al soldo degli Stati Uniti, della CIA. Non nascondiamoci dietro altre questioni, è così. Ma tra l'altro impariamo adesso a depotenziare, a vedere per quello che è il premio Nobel per la pace. Cos'è il premio Nobel per la pace? È deciso da un comitato che viene eletto da 5 deputati del Parlamento norvegese, uno dei paesi più fedeli alla NATO. Perché una loro decisione dovrebbe avere un valore universale? Chi l'ha scritto? Chi l'ha stabilito? Solo perché danno 1 milione di euro alla causa e quindi questo gli dà prestigio, i soldi? Cioè non vale niente il premio Nobel per la pace, però se ne parla come se fosse chissà che cosa. È un premio totalmente screditato, non ha nessun valore. Guarda caso, potevano premiare i medici palestinesi che erano in prima linea, che hanno subito tutti i massacri negli ospedali e nonostante erano lì in prima linea a non dormire, a non mangiare, a non bere, a non avere neanche le garze e a curare lo stesso. No, premiano la stipendiata della CIA che deve creare le condizioni per una rivoluzione colorata, magari assistita dagli armamenti, dalle cannoniere che sono lì vicino, e poi presentarla come una battaglia per la democrazia, perché questo è lo standard dell'Occidente. Ma anche noi italiani, dai, curiamo qualche bambino palestinese, ce lo portiamo qua o no? Sì, io ho visto il ministro degli esteri Netanyani presentarsi davanti alle telecamere con questi bambini, per carità una cosa importante, che finivano in ospedali italiani, potevano finalmente curarsi, però stranamente mancava tutto il pregresso, tutta la premessa di tutto quello che era accaduto. Cioè l'Italia terzo fornitore di Israele in armamenti. Sì, è un ciclo, è quasi l'economia circolare questa. Ecco. Sì. Ecco, cominciamo con le domande, ok? Se magari qualcuno ha voglia di interagire, insomma. Volevo una sua opinione su Francesca Albanese, al quale so che hanno chiuso i conti, ma il marito mi sembra che è un banchiere, quindi non avrà grossi problemi. Insomma. Perché? Allora, la cito molto nel libro, da tempi non sospetti, perché avevo letto i suoi rapporti già nell'autunno del 2023. Rapporti di una istituzione internazionale in cui non c'è solo Francesca Albanese. Lei è il rapporteur, la rapporteuse, colei che relaziona su indagini fatte dall'ONU sul campo, raccogliendo informazioni su tutta la situazione. È una persona che ha disegnato fin da principio il quadro delle responsabilità di Israele, documentandole senza esagerazioni, tra l'altro. Non è che abbia fatto congetture sul numero dei morti, si basava su dati ufficiali, alcuni forniti anche dallo stesso Israele, e su questa base ha formulato qualcosa che altre istituzioni hanno considerato la base per chiedere
l'accusa di Israele per genocidio. Quindi è una figura che ha svolto con competenza il suo ruolo. Questo non è ritenuto accettabile da parte di Israele e dei loro grandi protettori, e devo dire anche da tutta una canea di giornalisti che non sopportano le persone indipendenti, che non lo concepiscono per se stessi e quindi hanno una rabbia sorda che li porta a denigrare, oltre che certi che lo fanno proprio perché sono inquadrati nella logica di doverla denigrare. Lei recentemente ha rotto un tabù che era molto importante, che ha toccato il sancta sanctorum delle cose che non si devono toccare, proprio i fili scoperti. Nel rapporto ha detto che tutte le principali multinazionali, soprattutto statunitensi, sono coinvolte, non solo statunitensi, sono coinvolte nel genocidio di Gaza, sono complici in mille modi, fornendo software, fornendo gli strumenti di intelligenza artificiale con cui vengono presi a target i giornalisti, con l'economia che gira, ruota intorno al ruolo di Israele. Neanche 24 ore dopo l'uscita di questo rapporto, il segretario di Stato Rubio ha detto: questo rapporto attenta alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e di Israele, ha aggiunto, perché comunque c'è un unico sistema circolatorio. Ha detto questo. Cioè si sono sentiti toccati nella loro sicurezza nazionale perché si svelava i rapporti d'affari, che sono l'argomento che assolutamente non devi toccare in questi discorsi. Lei è legata a una persona, è moglie di un funzionario della Banca Mondiale. La Banca Mondiale è un'istituzione, certo inserita nel Washington Consensus, però è formata da persone veramente di tutto il mondo, di 180 nazioni, Cina compresa. Tra gli azionisti della Banca Mondiale ci sono tutti i paesi principali del mondo. Quindi questo non lo vedo in relazione a un pregiudizio rispetto a quello che lei esprime. E sul fatto che lei non possa più usare un conto corrente, questa è una questione molto seria, che ci dice anche quello che può capitare a tutti. Cioè, se ci sono delle autorità che dicono ti sanziono se usi il tuo conto corrente perché ti ho inserito in una determinata lista nera, questa è una cosa che ti può spegnere la possibilità di vivere concretamente, e si devono attenere le banche di tutto il mondo, perché comunque è dominante il ruolo degli Stati Uniti, che possono imporre sanzioni, che ne so, a Banca Intesa se le apre un conto corrente, se le fa fare una qualsiasi transazione, cosa che spiega anche cose che sono avvenute rispetto ai conti di Visione TV. Cioè ci sono mondi che sono in grado di fare pressioni informali con le banche, ma anche formali. Qua si tratta di una pressione formale. Cioè lei è già una persona sanzionata. Quindi proverà a campare in qualche modo, ma entra in un cono di questioni che le rendono impossibile anche comprarsi un biglietto aereo. In ogni caso la stanno attaccando in qualche modo ultimamente, certo, proprio perché è una persona che probabilmente ha fatto il suo lavoro. Sì, no. Un'altra cosa che volevo chiederle, visto che ha lavorato tanto con Giulietto, quindi un po' di previsioni future. I 20 punti, 21, 19 di Trump, come funzionerà questa tregua e quanto durerà, se durerà? Allora, l'ho già detto un po' prima, una cosa che non preveda un riconoscimento dei palestinesi parte monca in partenza. La possibilità di realizzare per un lungo periodo un dominio lì può essere, però ci sono alcune questioni irrisolte. Ad esempio Israele mica si è ritirata totalmente da Gaza. Hanno detto che hanno fatto il ritiro, sì, ma dal 47% del territorio, nell'altro 53% è tutto controllato da Israele. E poi comunque controllano i confini. E lì ci sono 1000 situazioni in cui possono dire per ragioni di sicurezza nazionale io ho l'esigenza di fare questo e quello. Quindi
Non vedo un grande futuro per questa cosa. Per il momento è un sollievo, sì, per i palestinesi, probabilmente ci sarà anche qualche investimento ricostruttivo, può essere, ma a quali condizioni? Se passa questo principio, tra l'altro, è un modello di risoluzione delle questioni internazionali che è pericoloso, perché non passa per l'ONU, non passa per istituti multilaterali, avviene attraverso una negoziazione in cui pesano moltissimo i privati, quelli che voleva difendere Rubio. E quindi è una sorta di privatizzazione della diplomazia che può avere delle conseguenze sull'uso dei territori. Chi ci dice che un domani non possano prendere di mira la Sardegna per imporre, per ragioni di sicurezza globale, le pale eoliche e giustificarlo con azioni di forza? E farlo con una istituzione che si prende i compiti di governare pezzi del territorio della Sardegna. Questo sì, ci sono già principi di privatizzazione dei ruoli. Cioè, il decreto Draghi stabilisce che ci può essere una espropriazione per pubblica utilità di un terreno. I siti archeologici hanno Sì, non c'è nessun rispetto del territorio. Per ragioni contro il cambiamento climatico che è imminente, ci sta per ammazzare, è giustificata la creazione di pale eoliche in quantità letteralmente industriali che trasformerebbero in paesaggio industriale un paesaggio agricolo. Cioè un intervento sul territorio per ragioni private. E la legge lo impone ora. Figuriamoci una legge ancora più rafforzata. È un precedente pericoloso quello di Gaza. Vorrei chiederle la sua opinione sul cardinale Pizzaballa, riguardo un po' il ruolo che ha avuto in questi ultimi 2 anni. Grazie. Pizzaballa ha cercato di fare da presidio per un pezzo dell'identità palestinese che è quello cristiano. In generale negli ultimi 35 anni, a partire dal 1990, la presenza storica dei cristiani in Medio Oriente, che era molto importante, ed era una presenza dei primi tempi del cristianesimo, cioè dei primi secoli esattamente, che ha dato un'identità a parti significative della popolazione, è praticamente regredita a causa di potenze cristiane che hanno creato le condizioni per il rifocolarsi degli integralismi islamici o per delle condizioni che non sono ritenute più importanti dal punto di vista della tenuta di quei paesi. Erano il 10% dell'Iraq, erano il 10% della Siria ed erano una parte significativa dell'identità palestinese i cristiani, quindi sono stati soggetti veramente a una pressione incredibile. Nel libro parlo ad esempio della chiesa di San Porfirio a Gaza, una chiesa del III secolo, che ha resistito a tutto, a tutta la storia dell'Islam, al Saladino, agli ottomani, ha resistito ad Hamas. Hamas non l'ha mai toccata, non si permetteva. Chi l'ha distrutta? Netanyahu, quello che qualcuno considera il campione del mondo giudaico-cristiano, col trattino. Ecco, Pizzaballa ha cercato di rappresentare un pezzo di quella storia. Infatti quando hanno toccato alcuni cristiani finalmente il Papa ha detto qualcosa di più. Era stato abbastanza silente Papa Francesco, anche se chiamava ogni giorno i cristiani di Gaza, ogni sera telefonava, l'abbiamo saputo dopo che è morto, però pubblicamente ha detto pochino, secondo me. L'ha detto, ha usato, c'è il rischio di genocidio, ha usato la parola sconveniente. L'attuale Papa, non l'ho capito mica, a me sembra ambizioso a chiamarsi Leone. Sì, io volevo chiedere, ritornando al discorso di Gaza, di Gaza, di Israele, sì, quanto
incide quanto è legato al discorso religioso. Cioè, in fondo c'è qualcosa che lega alla visione biblica, perché tante cose mi sembra che siano anche simili a quello che è già accaduto, cioè Giosuè, quando è praticamente ottemperando agli ordini di Yahweh, è arrivato nella terra promessa, aveva l'ordine di passare a fil di spada tutti, uomini, donne, bambini, ed è quello che ha fatto. Quindi la terra promessa è stata conquistata con la forza. Attualmente mi pare che più o meno stanno facendo, però l'aspetto religioso, religioso in senso che di come ancora lo vivono questi personaggi, questi esseri umani, perché chiamarli uomini, chiamare Netanyahu uomo, un po' di difficoltà. Allora, l'aspetto religioso pesa, perché ad esempio se devi definire l'identità ebraica, non la puoi definire con altre categorie in nuce, non la puoi definire in senso strettamente culturale, perché ci sono molti ebrei che si sono inseriti negli ambiti culturali in cui vivono. Non è una razza, uno perché non esistono le razze, ma stiamo parlando di una realtà geneticamente complicatissima, plurale, eccetera. Alla fine l'unica cosa con cui puoi definire una persona che sia ebrea oppure no è un decreto di un rabbino. Per dare una cittadinanza a un ebreo che voglia insediarsi in Israele, l'ultima parola spetta a un rabbino che deve certificare che questa persona sia ebrea. Quindi pesa ancora questo concetto religioso, anche se Israele a lungo è stata guidata da persone che potremmo definire di ambito laico, però questo sostrato è sempre presente. Lo è particolarmente con i partiti al governo attualmente, alcuni dei quali si chiamano proprio partiti religiosi e hanno una visione messianica in cui Israele deve conquistare dei territori con quella logica biblica del Dio degli eserciti. Non solo, c'è anche un sionismo che ha valenze religiose e poi risvolti concreti nella politica, che è quello dei cristiani americani, dei cristiani rinati soprattutto, cosiddetti, cioè quella corrente conservatrice, soprattutto del Midwest, ma non solo, degli Stati Uniti, dove milioni e milioni di credenti cristiani dicono che Israele deve portare fino in fondo la sua funzione storica messianica. In un certo senso vogliono accelerare l'Armageddon, perché il giorno dell'Armageddon ci sarà la conversione di tutti gli ebrei nel cristianesimo e intanto appoggiano Israele. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, era tra l'altro un ex candidato repubblicano alle presidenziali, ex governatore dell'Arkansas, è un pastore battista che ha questa visione. E ha mandato anche strani messaggi nei giorni della guerra con l'Iran in cui diceva: fai il tuo compito fino in fondo perché Dio te lo sta dando direttamente. E questo è un livello in cui le cose possiamo ancora vederle. Poi c'è un livello più esoterico che non conosco, del quale non posso parlare non conoscendo tutti i risvolti, ma che possiamo sospettare, che cioè ci sia proprio un disegno che va oltre la semplice ideologia politica, di persone che vogliono compiere qualcosa. Ci sono correnti dell'ebraismo, questo però lo sappiamo, questo sì lo possiamo dire perché si sono manifestate in questo senso, che vogliono ricostruire il Tempio. E ricostruire il Tempio a Gerusalemme significa scacciare le altre confessioni compresenti nella città santa per eccellenza e vogliono farlo in tempi storici. Quindi danno un compito da questo punto di vista molto importante a Netanyahu
e ho l'impressione che lui si renda interprete anche di queste correnti. Buonasera. Allora, io più che una domanda volevo dare la mia visione sull'aspetto religioso, poi magari lei mi darà la sua interpretazione, ma leggendo un po' qui e lì, l'aspetto, se vogliamo, esoterico è, a mio avviso, il fatto appunto di voler ricostruire il Tempio in modo da poter ricominciare il rito del capro espiatorio, che appunto dal 70 d.C., quando i Romani hanno distrutto il Tempio, gli ebrei non possono più espletare e quindi loro non possono più espiare, tra virgolette, i loro peccati con il rituale che veniva fatto appunto uccidendo il capro all'interno del Tempio. Quindi questo che dice lei è un aspetto secondo me fondamentale. Poi, come sapremo tutti, c'è l'aspetto della terra promessa, ovvero la riconquista di tutti i paesi limitrofi che facevano parte della promessa, diciamo così, di Yahweh sui territori che gli ebrei avrebbero dovuto conquistare. E appunto, come diceva prima, anche l'attesa del Messia ebraico, ovvero quello che per l'Islam e per il cristianesimo sarà l'anticristo, perché ovviamente gli ebrei, non avendo creduto in Gesù come Messia, sì, no, dicevo che non è proprio una domanda, secondo me questo è un aspetto. Quindi questa è la mia visione, diciamo così, sull'aspetto religioso. Lei mi darà il suo parere su questa cosa. Allora, se non sbaglio, l'animale di quel sacrificio dovrebbe essere una giovenca rossa senza neanche un pelo bianco, non un capro espiatorio, però una funzione religiosa. Non lo so, è un terreno, ve lo dico in tutta sincerità, è un limite ovviamente che confesso, non riesco a dire di cose che non conosco fino in fondo, di cui non ho la partecipazione anche fisica, cioè se sono cose esoteriche saranno all'interno di conventicole che se le raccontano fra di loro e non emerge pienamente il disegno, se non per qualche esternazione di alcune correnti che magari millantano di avere il potere di fare certe cose. Quindi non entro molto in questo. Io credo che comunque la soluzione per il Medio Oriente debba essere laica e allo stesso tempo rispettosa delle varie confessioni religiose, che qualche equilibrio che per certi tempi si è tenuto. Il mondo ottomano aveva il modo di far convivere le varie religioni. In un certo senso l'Iraq, la Siria erano una specie di impero ottomano in piccolo, dove c'era un rispetto formale delle religioni, senza tutte quelle armi di polarizzazione che abbiamo in Occidente da qualche anno in qua, tutte queste discussioni sul crocifisso in classe e cose di questo tipo. A Damasco si festeggia il Natale anche fra i musulmani e nei giorni che ci sono le feste musulmane ci sono dei cristiani che partecipano in qualche modo a questa cosa. A Damasco c'è qualcuno che nella via di casa non riesce a raggiungere la moschea per pregare e lo fa nella chiesa che è magari più vicina in strada. Si sono instaurate forme più di tolleranza, direi di rispetto fra le varie religioni, in cui aveva spazio anche il mondo ebraico. Ora, in un paese che si è devastato negli ultimi decenni da tanti integralismi come la Terra Santa nel suo insieme, quindi anche la parte musulmana, è difficile ritornare a un mondo laico, però credo che sia la risorsa unica e deve essere garantita internazionalmente in qualche modo. Cioè il mondo dovrebbe impegnarsi su questo. Avrebbe da dire qualcosa l'Europa. L'Europa ha avuto le sue guerre di religione,
che sono state devastanti. In Francia, quando ci fu la guerra di religione, morì tipo il 10% della popolazione. Hanno imparato che forse bisognava trovare altri modi di convivenza. L'Europa cosa ha da dire cioè l'insieme dei paesi europei, non intendo l'Europa istituzione perché quella è irriformabile, cosa ha da dire sul mondo di Gaza, sul Medio Oriente, sulla Palestina? Nulla in questa fase, non sta dicendo nulla, e potrebbe dare invece una base economica, diplomatica, di aiuto per edificare uno Stato plurireligioso. Questa la vedo come via. Certo, poi ci saranno gruppi che dicono no, assolutamente dobbiamo accelerare la fine del mondo, il messianismo, però si sono presentate tante volte nella storia correnti di questo tipo e non è che abbiano sempre vinto. Se per lei va bene, ne raccolgo un paio e andiamo verso le conclusioni. Va bene. E io volevo tornare al fatto delle manifestazioni che ci sono state la settimana scorsa e al fatto che non ci sono state per altre questioni che ci riguardano direttamente, cioè cerco di interpretare che c'è un fatalismo nella popolazione che ormai non serve mobilitarsi e lo fanno soltanto quando c'è una spinta emotiva insopportabile in pratica. E io vorrei capire, dato che lei, se non mi ricordo male, lei è stato parlamentare 5 Stelle, se pensa che la vicenda del Movimento 5 Stelle abbia contribuito a questo, cioè dato che lei l'ha vista dall'interno, come vede questa progressione che c'è stata nella popolazione, insomma, nel sentire politico? Allora, sì, penso che abbia avuto un effetto drammatico nella disaffezione di masse di cittadini che si sono sentite prese in giro e deluse in modo incredibile. Io sono stato eletto in un collegio, quello del sud-ovest della Sardegna, prendendo il 46% dei voti lì. 46% è una cifra incredibile. Se avessero candidato un cinghiale l'avrebbero eletto lo stesso, e non sto dicendo che abbiano votato in tanti per me. Erano persone che si erano veramente stufate di tutto il sistema politico, avevano subito i colpi ad esempio dei governi tecnici di Monti, con un impoverimento generale che è stato l'innesco per il Movimento 5 Stelle, che si è presentato come il partito che agiva nella crisi proponendo una via diversa sulle grandi questioni economiche, in qualche modo critica nei confronti dell'Europa, in qualche modo aperta al multilateralismo, che si voleva occupare della povertà. Tutti discorsi che sono stati poi portati all'altare di Mario Draghi. E in quel momento io non ho votato Draghi, sono stato espulso, ho cercato di fare un'esperienza diversa che era quella di Alternativa. Però ritornando a quando sono stato eletto, mi avevano detto: guarda, potresti permetterti anche di non girare nel collegio elettorale perché tanto ti eleggono lo stesso, i sondaggi sono schiaccianti. E in effetti girando avevo questa sensazione incredibile, ero andato in paesini di 1500 abitanti dove non c'era un solo attivista ufficiale del Movimento 5 Stelle e dove il risultato è stato tipo il 50%. Quindi era successo qualcosa di grosso nella società italiana nel suo insieme. Si erano rotti tutti gli argini delle vecchie forze politiche ed era stata riversata una speranza enorme su questo movimento che si presentava fresco, promettente, che diceva no governi tecnici e cose di questo tipo. La delusione è stata veramente devastante per molti. C'è stato un riflusso nel non voto. La settimana scorsa in Calabria ha votato solo il 43% degli aventi diritto. 750.000 persone hanno votato, 1 milione non si sono presentate. E sapete come hanno votato quelli che hanno votato, a parte gli 8.000 che hanno votato Francesco Toscano? Non c'è praticamente differenza fra voti di preferenza e voti di lista. È una cosa rarissima che succeda.
Ad esempio Toscano, la lista di Toscano, cioè Democrazia Sovrana e Popolare, c'erano 3.500 voti di preferenza e 8.000 i voti di lista. Quindi c'erano molti voti liberi. Gli altri, in tutto, sommando tutti i partiti di tutta la Calabria, voti liberi di differenza ce n'erano solo 600. In tutti i partiti, tutto l'arco politico. Significa che hanno votato soltanto quelli che avevano un do ut des dal punto di vista dello scambio con qualcuno, con qualche candidato inserito nelle liste. E gli altri cosa hanno fatto? Hanno detto: il gioco è truccato, io non voto. Sì, Toscano dice delle cose interessanti, sempre che li abbia raggiunti. Con la televisione un po' ne ha raggiunti, però hanno detto: perché gli devo credere? C'era il Movimento 5 Stelle che mi diceva cose belle e non lo voto. Questo credo che siano effetti duraturi, purtroppo, questi, perché è difficile costruire una fiducia di forze nuove nel momento in cui qualcuno ti ha tradito in un modo così patente e clamoroso. Volevo tornare sulla questione di chi ci governa praticamente dell'Europa e dell'insieme dei governanti che abbiamo, no? E dall'altra parte le basi americane che ci sono, l'esperienza Moro, cioè dei servizi segreti infiltrati, quanto pesano questi aspetti della nostra storia, della storia europea molto probabilmente, sulla possibilità proprio di articolare una vera democrazia. Pesano tantissimo, al punto che possiamo dire che la maggior parte dei governanti presenti in Europa non ha più una vera connessione con i rispettivi popoli, non con gli interessi dei popoli, rispondono ad altri soggetti di cui sono praticamente le marionette. Penso un personaggio come Macron, 2017, 10 anni fa quasi, 8 anni fa, viene eletto presidente con una campagna elettorale durata pochissimo. Prima era un semisconosciuto ministro delle finanze, ma non se lo filava nessuno, non era conosciuto. E prima ancora era stato un uomo della banca Rothschild. E nel giro di un mese gli fanno una campagna elettorale incredibile, soverchiante. La Francia diventa la Corea del Nord moltiplicata per 10 e riescono a farlo votare dal 22%. Poi per i meccanismi del ballottaggio lì si vota contro e c'è una parte che non voterebbe mai la Le Pen e lui diventa presidente. Si insedia e dura ancora oggi, che non ha nessuna connessione popolare. Non c'è quasi un francese che lo voterebbe oggi, eppure lì risponde a chissà chi. E il cancelliere tedesco Merz era un uomo di BlackRock, che la cassaforte finanziaria, la holding delle holding di tutto il mondo, che sta guidando tutto, compresa la campagna per il riarmo. A Londra abbiamo un avvocato della City, Starmer, e prima di lui c'era Sunak, che bastava guardarlo in faccia, era uno privo di qualsiasi volontà autonoma, era uno che leggeva un copione, letteralmente. Non sono figure autonome queste, sono quasi dei pupazzi, senza quasi mi viene da dire. E così via, adesso ne potrei fare altri. In Italia abbiamo un governo che rinuncia alla politica estera, quindi rinuncia a un pezzo enorme della propria vita, della propria esistenza. Siamo in mano a soggetti esterni, non abbiamo più una vera democrazia. Rispondono ad altri interessi, vogliono sacrificare le classi medie europee, nel giro di pochi anni vogliono completare quest'opera. Stanno già favorendo una deindustrializzazione dei vecchi settori per puntare soltanto al settore delle armi, che consente un certo tipo di intermediazione per queste classi politiche, ma stanno veramente demolendo tutto. E in questo contesto le basi americane certo pesano, perché hanno inquadrato i servizi segreti in un certo modo e sicuramente il delitto Moro nel 1978 è stato uno spartiacque per la storia repubblicana e dopo è stata una corsa verso il declino e non è un caso che sia così. Sì, ci sono diversi film ormai che
Sì. Volevo fare una domanda. Quando il cancelliere tedesco Merz dice che Israele sta facendo il lavoro sporco per noi, secondo lei cosa vuol dire? Esattamente quello. Dobbiamo ringraziarlo perché in quel momento lui proprio si è rivelato in tutta la sua verità. Ci sono sprazzi di verità anche nel potere più bugiardo. Non ha forse valutato le conseguenze di una frase di quel tipo, o forse non gliene frega niente, ma ha detto quello che pensano realmente le classi dirigenti europee. Perché se avessero avuto a cuore i diritti dei popoli contro le sopraffazioni di una potenza straniera, a quest'ora Israele avrebbe avuto 19 round di sanzioni e invece non le ha avute, neanche uno. Qualche buffetto dicendo Ben Gvir non può più entrare in Olanda, e Ben Gvir ha detto che me frega andare in Olanda. Cioè, queste sono le sanzioni europee che hanno fatto. A loro fa comodo avere un disegno generale che è quello in cui l'Occidente si ristruttura e Israele fa un lavoro molto sporco in quella direzione. E questo avviene in una Germania che oggi arresterebbe chi presenzia in questa conferenza. Non l'avremmo potuta fare in Germania. Io ho girato 40 città in Italia per presentare il libro, in Germania non avrei potuto farlo. No. Siamo già in questa situazione lì. Un uomo, una donna che voglia diventare cittadino tedesco deve fare giuramento alla Costituzione tedesca e giuramento al volere lo Stato di Israele che non sia messo in discussione. Ora non so la formula esatta che hanno utilizzato, ma è inserita nel giuramento per diventare cittadino tedesco. Curioso, no? Certo. Posso fare una domanda io velocissima? Allora, come visione di uno Stato unitario, vedi più possibile un modello, diciamo, bosniaco, ovviamente migliorato, non come quello attuale, o un modello Serbia-Montenegro, cioè una federazione di due Stati autonomi? Allora, ok, una domanda un po' storica, un po' scomoda. Otto Skorzeny, mi sembra che era Skorzeny, è stato un caso così isolato, cioè questo personaggio che gli americani hanno messo all'epoca del dopoguerra per costruire quello che è diventato il Mossad sostanzialmente, o la collaborazione con i nazisti era più profonda? Sì, andiamo con ordine. Sulla soluzione che dovrebbe avere uno Stato unitario di Israele e Palestina, io penso che sarebbe una soluzione molto più, cioè non con una separazione di due territori, perché finirebbero per separarsi e farsi la guerra. È inevitabile, altrimenti cioè devi prevedere con una soluzione di quel tipo che ci sia praticamente una pulizia etnica dei gruppi, cioè una deportazione ad esempio dei coloni che non possono più stare in Cisgiordania, che è una soluzione che avrebbe costi umani, politici, militari, di risentimenti duraturi molto lunghi. Penso più come una cosa a macchie di leopardo in cui convivono due etnie che si distinguono, si riconoscono, hanno certo delle basi territoriali più riconoscibili, il Trentino Alto Adige, no? Un pochettino più complessa perché non sarebbe sicuramente una cosa garantita internazionalmente, con una presenza di militari stranieri. La Germania, dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva 2 milioni di soldati stranieri e hanno garantito, chiamiamola così, la pace, una situazione sostenibile. E anche lì bisogna prevedere qualcosa di questo tipo. Certo, l'attuale classe dirigente israeliana non lo vorrebbe, però alla lunga diventa anche difficile da sostenere un'identità come quella che vorrebbero loro, perché anche bulimica, vorrebbe diventare il grande Israele e quindi non finisce domani.
E a quel punto, se devi rintuzzare i gruppi più estremisti, fallo fino in fondo e fai uno Stato unitario, questo mi verrebbe da dire. Mentre sulla questione non è un caso che ci siano stati personaggi riciclati sia del fascismo in Italia sia del nazismo in Germania nella costruzione dei nuovi stati, è perché avevano il know-how per tante cose, è perché in certi casi portavano la stessa ideologia. Quando Hitler voleva una sorta di sistemazione dell'Europa anche come architettura istituzionale, una volta che l'avesse conquistata, faceva riferimento agli stessi personaggi che poi hanno costruito l'architettura della prima Europa comunitaria. Quindi ci sono molte più continuità di quelle che vorrebbero negare. E ora il dramma nella nuova situazione europea è che l'atlantismo, il modo di concepire l'Occidente atlantico in Europa, è stato interamente preso in mano dalle correnti più oltranziste, da quelle che interpretano la Seconda Guerra Mondiale non come facciamo nelle nostre feste del 25 aprile, o come la interpretano come una tragedia che sia stato sconfitto il nazismo. Cioè non siamo uguali da questo punto di vista. I baltici, gli estoni fanno delle sfilate, sino a pochi anni fa, finché erano vivi, c'erano gli ex SS. Uno lo può spiegare storicamente questo, lo può comprendere per quello che è avvenuto, perché hanno subito quella che hanno vissuto come una tragedia nazionale, l'invasione da parte dell'Unione Sovietica, la perdita della loro identità nazionale, quindi vedono con sospetto tutto ciò che arriva da Mosca. Il fatto è che questa è diventata però l'ideologia ufficiale dell'Europa, che non ha vissuto la loro stessa storia. E anche dentro di loro dovrebbero riconsiderarla in modo un po' diverso, perché ad esempio in Lettonia, la capitale Riga, oltre il 50% della popolazione ha come prima lingua il russo e in tutta la città non c'è una sola scritta in russo. E adesso stanno stringendo ancora, e ci sono molte persone che non hanno nemmeno la cittadinanza. Vivono lì, vivono praticamente da sempre e vengono considerati apolidi. L'Europa ha assunto questa identità post-sovietica che è anche post-antinazista, chiamiamola così. E quindi si stanno unendo delle ambiguità che c'erano all'inizio della costruzione europea con delle cose molto meno ambigue recenti, in cui però molti stanno facendo dei incredibili salti logici e non vogliono ammettere che la questione è un problema molto serio, perché è proprio un disegno diverso di Europa. Se va bene chiudo io con una domanda, visto che siamo... Cerco di essere breve nella risposta. Buonasera. Buonasera. Come giudica la parabola politica di Beppe Grillo? E soprattutto, domanda a rimorchio, che cosa pensa... No, non è fuori tema. Che cosa pensa a riguardo, quale sia stato ex post la sua funzione dal punto di vista mediatico e politico? Grazie. Buonasera. Niente, volevo sapere, dopo quei misteriosi fatti del 7 ottobre, li ritengo misterioso quello che è successo, si va che Israele voleva assolutamente trattare con Hamas, doveva essere distrutto, eliminato, si va a chiedere alla Hamas, diciamo, il consenso per una tregua con l'inviato americano e compagnia bella. La cosa era presa in giro questa. Sicuramente sarà vissuta così da molti israeliani. Allora, andiamo con ora, sono due cose. Beppe Grillo è stato per un periodo una figura con un retroterra di popolarità strepitosa, uno che riempiva le serate televisive con 20 milioni di telespettatori, se la giocava con la nazionale di calcio. Ha guadagnato una popolarità che poi ha speso in un'attività teatrale che era anche un modo di ristrutturare il racconto sull'Italia rispetto a sfide nuove, una cosa che ha affascinato molti.
ha incontrato il disegno di Casaleggio, che era quello di destrutturare i partiti con una proposta nuova, e devo dire hanno avuto successo, cioè sono stati due strateghi o comunque due figure che dal punto di vista tecnico di come si costruisce una proposta politica sono stati imitati un po' in giro per il mondo come modello. Stavano lavorando per il re di Prussia, stavano già lavorando per certe correnti che avrebbero portato in un binario morto le istanze di protesta in Italia. Probabilmente c'era anche questa componente. Ci sono molte ambiguità del personaggio Grillo che molti hanno riscontrato. Il sospetto l'ho avuto io stesso in una cosa che avevo scritto nel 2012, quando il movimento stava per presentarsi per la prima volta alle elezioni nazionali, dicendo sì, sta muovendo delle cose positive, ma non vorrei che ci portasse in un vicolo cieco. L'ho riassunto molto il senso di quell'articolo. Però molti abbiamo voluto provarci lo stesso, perché abbiamo pensato che si stava smantellando molto di un mondo che era nel frattempo davvero screditato, che non aveva più nulla da dire. Lui ci ha portato comunque alla fine al vicolo cieco. Lui che diceva nella sua fase terminale che Draghi era un grillino, in realtà era Grillo che è diventato draghiano, o si è rivelato draghiano. Non lo so, probabilmente non aveva. Allora, qua c'è una cosa più strutturale: non aveva benzina ideologica, mi viene da dire. Aveva delle idee, spesso confuse, molte volte affascinanti. È un comico, sì. Non ha costruito un partito politico in un senso moderno, anzi in un senso organizzativo completo, un partito che ha una visione della società completa e sostenibile. Non ha fatto corsi di formazione, ha preferito avere una non struttura. Quando crei una non struttura crei delle gerarchie ombra, e le gerarchie ombra le governi in modo poco trasparente. E alla fine tutte queste contraddizioni esplodono, perché se non hai neanche un'ideologia di riferimento, gente che viene da destra, viene da sinistra, dal centro, a un certo punto ritorna a casa o ritorna nell'astensione. L'altra domanda invece era sul... e poi fanno la cosa. Sì, è una grande contraddizione in termini. Sì, ma l'autorità nazionale palestinese davvero conta quasi niente. È quasi il sindaco di Gerico e basta, o di Ramallah, Abu Mazen. Sì, hanno lavorato per destrutturare totalmente la politica palestinese. Ci sono alla fine riusciti. Cioè Hamas non è solo una creatura di Israele, non voglio dire questo, però in parte lo è stato. Ha fatto in modo Israele da far convergere verso Hamas un ruolo di interlocutore, non interlocutore, ma l'unico che poteva rappresentare in qualche modo il mondo palestinese, per avere un soggetto più estremista, meno accomodante, che giustificasse azioni estreme come quelle che ha adottato in più riprese Israele. E quindi hanno favorito anche i finanziamenti ad Hamas in accordo con le petromonarchie. A loro faceva comodo questa cosa. Quindi è un giochetto che si ripete. Certo, ora non ci fa una bella figura nell'insieme, e una parte della società israeliana credo che gliela vorrà far pagare, però bisogna vedere quale altro coniglio tira fuori dal cilindro, e non penso che sarà una cosa piacevole. Solo un attimo, volevo portare acqua al nostro di mulino per un breve momento. Ringraziando tutti i partecipanti, noi siamo di Democrazia Sovrana e Popolare e come partito politico, sottolineo partito e non movimento, cerchiamo prima di tutto di fare un lavoro politico, che è un lavoro di semina culturale, grazie a relatori d'eccezione come l'onorevole, e volevo sapere da lei
Cosa dice a questa platea riguardo a DSP? Perché è interessante secondo lei il progetto DSP? In Italia c'è una voragine di non rappresentati, sono milioni di persone che si sono giustamente risentite per come la politica non si è occupata dei loro bisogni, delle loro speranze, per come è diventata rinunciataria su tutti i dossier più importanti della vita civile e politica italiana. E quindi serve una forza che riporti al centro le cose che contano, su tutte la sovranità, che è anche la base dell'articolo 1 della Repubblica, perché poi viene usata la parola sovranista o populista come una specie di denigrazione di chi difende certe istanze, ma sovranista e populista dovrebbe essere chi vuole la sovranità che risiede nel popolo, che è qualcosa che è mancata moltissimo negli ultimi tempi, cosa che è dannosa, è pericolosissima, anzi esiziale per un paese come l'Italia, che non può trovare riscontro in forze che rispondono ad altri interessi. Penso ai limiti enormi del mondo che si definiva sovranista legato alla Meloni e che al lato pratico è quello che ci sta svendendo anche gli ultimi gioielli dell'industria italiana. Il mondo della sinistra ha disatteso tutte le sue battaglie storiche in modo che possiamo considerare anche un tradimento e ha dei limiti che non può più ricostruire e aggiustare in questa fase storica. Noi dobbiamo rappresentare un mondo che è stato tradito anche da un'altra forza che voleva presentarsi come terza, come il Movimento 5 Stelle, ma che ha ancora degli spazi. In tutta Europa si stanno affermando delle iniziative popolari che vengono combattute ferocemente, dicendo siete filorussi, siete questo, siete quest'altro, con strumenti giudiziari, con mezzi che rischiano di affossare definitivamente la democrazia europea, intesa dello spazio geografico europeo, perché quella dell'Unione Europea la dobbiamo smantellare. Quindi è un partito che si presenta con un'agenda ferma su alcuni punti, molto solida. Uno è che bisogna recedere dai trattati dell'Unione Europea, creare le condizioni per una cosa che non ci conviene da moltissimi anni. L'Italia è in stagnazione, unico paese di tutto lo spazio europeo dal 92. Sono intere generazioni che non sono state bruciate all'austerity dei Dombrovskis e di questi personaggi lituani che ora ci vogliono portare anche in guerra. È un paese che farebbe bene a uscire dalla NATO, uscire dalle logiche di un blocco che non implica ostilità nei confronti degli Stati Uniti o di altri paesi, significa ricontrattare le basi anche di un accordo di sicurezza reciproco, andando in una direzione che è quella che hanno adottato molti paesi eurasiatici, che hanno conservato anche diffidenze reciproche, che sono capaci perfino di avere qualche scaramuccia militare, ma che collaborano militarmente per creare un'architettura di sicurezza, non si considerano nemici da estinguere. Penso a tutti gli accordi fra Russia, Cina, India. Sono paesi che non è che si amino fra di loro, ma hanno costruito un modo di relazionarsi. Ecco, noi pensiamo che questo debba essere lo spazio anche per l'Italia, cioè un modo di stare nelle relazioni internazionali che sia pacifico, rispettoso, senza nemici assoluti. Questo ci darebbe uno spazio anche economico per ricostruire la base industriale, per respingere gli attacchi al territorio, per la volontà di distruggere tutta l'economia di prossimità, il lavoro artigianale, il lavoro, anche il turismo che rischia di diventare una specie di dependance di B&B e di TripAdvisor, in modo da avere un'Italia che rinasce dalle sue ceneri. Questo è un po', detto in estrema sintesi, il compito che vorremmo assumerci incontrando le energie migliori dell'Italia. E
cosa volevo dire? Intanto vi ringrazio a tutti e comunque stiamo facendo nel territorio, soprattutto nel nostro Veneto, stiamo aprendo degli sportelli dove daremo dei servizi ai cittadini, perché noi vogliamo integrarci nel territorio, non vogliamo essere un passaggio, un partito di passaggio, vogliamo veramente collaborare con i cittadini, dove potranno rivolgersi a noi per qualsiasi problematica possono avere. Grazie.